Da quanti pezzi è composta la sua collezione? E non lo so perché adesso sono un po' in fase di rivoluzione perché voglio un po' ridurre perché è diventato un peso troppo, ero arrivato a 30 auto e era un peso troppo grande da sostenere, quindi sto riducendo, ho eliminato quasi tutte le italiane e ho tenuto solo le inglesi, che sono più affezionato per questioni di amicizie, ma circa una ventina di auto funzionanti, credo. Ho una soffitta che non vi ho fatto vedere, dove ogni macchina che acquistavo mi davano dei pezzi di ricambio. E quindi ho una soffitta piena di pezzi di ricambio. Ogni tanto viene qualcuno a fare la spesa, tra virgolette, perché poi non so cosa chiedergli, quindi alla fine glieli regalo anche i pezzi. La passione per l'acciaio nasce da un'amicizia che ho avuto con un caro amico che purtroppo è morto di SLA, Daniele Emanuele, che era collaudatore di Virgilio Correro, e, e Fernando Rossetto, un medico di Macerata, anche lui scomparso alla Vittorio Veneto Cansiglio, un incidente mortale qualche anno fa, e quindi sono legato in maniera particolare a questa macchina. Anzi, nella mia collezione c'è proprio intestata al Triumph Club Dolomite Sprint d'Italia, c'è una Dolomite Sprint eh, colore blu Tahiti che apparteneva a Fernando, che mi ha portato prima di morire, mi ha portato sulla macchina. Poi la macchina era andata in disuso, l'ho scambiata varie volte, ma è sempre ritornata qua. L'ho prestata, l'hanno distrutta e l'abbiamo rifatta. La passione per le auto è nata, bah, no, ce l'ho nel sangue, non lo so da dove è nata, probabilmente mi è stato regalato un'automobilina a pedali quando ero piccolo e subito sono andato fuori e ho fatto un incidente, quindi sono arrivato a casa, sono salito e ho detto mamma ho rotto il fanalino, ho fatto un incidente. Mio papà aveva una giardinetta a legno e passavo ore sedute nella giardinetta a legno quando mi cercavano dentro la giardinetta, una Topolino C, giardinetta a legno. Con le auto sono sempre stato un po' spavaldo e mi sono rotto la schiena al rally della Marca, secondo rally della Marca. Non guidavo io, però facevo navigatore durante le prove. Eh, Col ciao sono caduto, mi sono rotto il bacino. Quindi insomma, però i motori ce li ho sempre nel sangue e mi piace stare in mezzo ai motori, a chi è appassionato di motori. Scegliendo una macchina uno non pensa di scegliere anche uno stile di vita e cambiare la propria vita, però invece credo che la Dolomite Sprint mi ha cambiato la vita.